Ciao ed eccoci qui per un nuovo vlog in queste giornate super casalinghe. Allora, sapete prima cosa ho fatto? Visto che ho le creme, specialmente quella che utilizzo di sera della Kiehl's, che non ne ho molta nel barattolino, e per fare ordini online volevo un attimo uscire un po' di più da questa bufera. E allora ho guardato nella mia make-up collection tutti i campioncini che negli anni ho raccolto con gli acquisti in negozio, per cui ho scelto dei campioncini e ho intenzione di iniziare a utilizzare questi campioncini per la mia skincare, in modo di, per non so quanto mi durino questi campioncini, però ad occhio 15 giorni riesco a farli tranquillamente. Così per 15 giorni non ho il problema di utilizzare la crema solita che utilizzo, specialmente quella la sera, che mi dà molto sollievo alla pelle. Vi faccio vedere i campioncini che ho selezionato. Li ho già divisi per marchio, in modo che quando inizio ad utilizzarne uno utilizzo tutta la linea di quel marchio. Per cui questi sono campioncini della Dior, qui della Sisley, Shiseido, Lancôme, no aspettate, Chanel e Lancôme, e lì sono campioncini della Kiehl's. Per cui, come vedete, ne ho abbastanza, è giusto per... cioè, nella mia testa mi sono già fatta una listina di prodotti da prendere, specialmente delle due serie serali ho intenzione di prendere. Però, visto il casino che c'è in questo momento che sto iniziando a registrare questo video, pensavo, come vi avevo anticipato, di aspettare un'altra quindicina di giorni per vedere se la situazione va migliorando, così mi sento anche più tranquilla nel fare i miei acquisti online. Comunque, come vedete, qui un bel bottino ce l'ho e mi sto preparando ad utilizzare queste cremine qui, che non so neanche, beh, queste dovrebbero essere maschere, poi lì ci sono cremine varie. Comunque ho intenzione di utilizzare queste qui, oltre che per liberarmi un po' di campioncini, riesco anche a fare la prova se sono prodotti validi oppure no. Adesso volevo pensare al pranzo e alla cena. Ho due idee in mente. Uno, volevo fare una torta salata, e un altro è una semplice pomodorini e mozzarella che li ho presi l'altro giorno facendo la spesa, perché adesso devo ancora decidermi cosa fare a mezzogiorno, cosa fare alla sera. Però nel frattempo potrei intanto la torta salata anche prepararla, che se non va mangiata a mezzogiorno questa sera la riscaldo, e anche perché sicuramente non andrebbe mangiata tutta, perché ho preso una sfoglia brisée della Buitoni come base per farla. Poi volevo aggiungerci dei pisellini, formaggio e 2 uova, più o meno è come la volevo fare. Ed ecco qui gli ingredienti per la torta salata. Allora, questa pasta brisée, poi al centro, allora, come vi avevo anticipato, ci aggiungo questi pisellini, un mezzo Worcester avanzato ieri sera, il formaggio, 2 uova, e sopra volevo metterci anche un po' di pomodorini. Ed ecco qui questa misera torta salata. Ci ho messo solo 2 uova perché mi dà l'impressione che nella cottura già si scioglie il formaggio, che metterne di più sia troppo. Abbasso un po' i bordi, non ci ho aggiunto sale perché già il Worcester c'ha il sale, i piselli sono quelli in scatola e sono già salati, il formaggio c'ha il sale, per cui in teoria non dovrebbe servire. Per cui abbasso un attimino qui i bordi, la metto in forno a 150-160 gradi e quando vedo che è cotta la tolgo. Vi faccio vedere la torta in cottura. Come vedete adesso il centro si è rialzato, per cui mettere 2 uova con il formaggio così va più che bene, perché il formaggio si è sciolto, allargandosi ha creato spessore e anche l'uovo ha dato il suo effetto lievitante, e questo intanto si sta cuocendo. Ed ecco la torta salata pronta. Queste sono 2 fettine tagliate
e noi adesso ce le mangiamo. Ed eccomi qui, praticamente questa settimana vi faccio questa piccola intromissione nel mio stesso canale con un mini video extra. Questi giorni perché ho i video programmati e questi giorni non sapevo cosa fare, avevo un po' bisogno anch'io di parlare e di uscire dalla testa grossa così che la situazione sta creando, e per cui ho fatto questa piccola intromissione nel mio stesso canale, ok? Allora io per questo piccolo mini vlog vi saluto e non so se la prossima settimana ne faccio un altro. È stata così un'idea che mi è venuta proprio per un mio bisogno di fare qualcosa. Comunque vi aspetto anche venerdì per un altro vlog. Intanto ciao!